Bentrovati. Appena il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha finito di leggere il dispositivo della sentenza di assoluzione del Caimano nel processo Ruby, è partita la canea che dei maggiordomi berlusconiani e quelli che fino a un attimo prima parlavano di rivoluzione in Forza Italia con la messa all'angolo del padre padrone hanno fatto, come si dice in questi casi, una ritirata strategica. E così abbiamo sentito alti peana al Caimano che per anni è stato vittima di complotti giudiziari, mentre lui, povera Stella, era ed è assolutamente innocente, puro come un giglio. Di colpo pare sia diventato San Francesco. Eppure questi garantisti a giorni alterni ci hanno fatto un mazzo così per convincersi che, come recita la Costituzione, fino al terzo grado di giudizio tutti gli imputati sono non colpevoli. Per cui se era non colpevole quando in primo grado è stato condannato a 7 anni di carcere, altrettanto lo sarà se in appello è stato assolto, anche perché molto probabilmente la Procura di Milano farà ricorso in Cassazione e quest'altra Corte potrebbe ribaltare ciò che ha deciso la Corte d'Appello di Milano e richiedere, ad esempio, di rifare un nuovo processo. In quel caso sentiremo ancora il satrapo di Arcore e la sua Corte di Maggiordomi berciare contro un nuovo colpo di Stato su input della sinistra. Comunque sia, la sentenza di Milano mi convince poco. Aver fatto sesso con una minorenne a sua insaputa non mi convince affatto. Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché Berlusconi, da capo del governo in missione a Parigi, si sia dato tanto da fare quella notte per far rilasciare una ragazzina, Ruby Rubacuori, arrestata per furto, con la ridicola motivazione che fosse la nipote del rais egiziano Mubarak. Se il Caimano ne fosse stato davvero convinto, non l'avrebbe fatta affidare a quella signorina che spiegava alle nuove ragazze come si svolgevano le serate eleganti ad Arcore, la consigliera regionale Nicole Minetti, che poi lasciò Ruby alle cure di una prostituta, Michelle Consensao. Non vi pare? Secondo me le insistenti telefonate da Parigi del Caimano al capo di gabinetto della Questura di Milano di quella notte, Pietro Stuni, aveva un senso logico ben preciso. Dovevano far rilasciare la ragazza perché sapeva che era una minorenne che era stata ospite diverse notti ad Arco e quindi poteva metterlo nei guai. Non esiste un'altra spiegazione che abbia un senso logico. E quando un capo del governo chiede insistentemente un favore fuori dalle regole ad un pubblico ufficiale, è evidente che lo mette in stato di soggezione e di timore reverenziale. E per il codice penale questo si chiama concussione. Comunque chi vivrà vedrà come andrà a finire questa triste pagina italiana. Certo che l'incredibile dichiarazione della governatrice del Friuli Venezia Giulia, nonché vice segretario del Partito Democratico Deborah Serracchiani, rilasciata dopo la sentenza, mi ha fatto venire l'orticaria. Berlusconi è sempre il benvenuto, ci dà più garanzie del Movimento 5 Stelle. Chiedo alla Serracchiani, farebbe delle leggi antimafia con la collaborazione di Totò Riina? Immagino di no. Mentre stravolgere la Costituzione in collaborazione con un delinquente le sembra normale? Voglio ricordare alla vice di Renzi che il Caimano è sempre quello che si è tenuto per 2 anni in caso un pluriomicidio mafioso di nome Mangano, definito da lui e dal suo sodale Marcello Dell'Utri, attualmente ospite delle patrie galere per mafia, un eroe. Che il Caimano è sempre quello che ha subito la condanna definitiva per un reato odioso, specialmente per chi fa politica, come la frode fiscale, che in tutti i paesi civili e democratici del mondo sarebbe a scontare la pena in galera. In quel caso, cara Deborah Serracchiani, Renzi, per fare il patto con il Caimano, anziché al Nazareno, si sarebbe recato nel carcere di San Vittore? Senza dimenticare che il Caimano è sempre quello che ha versato in nero a Craxi 23 miliardi di lire, è sempre quello che comprava i giudici e le sentenze col tramite di Previti, è sempre quello che ha corrotto i giudici del lodo Mondadori, è sempre quello che è imputato a Napoli sulla presunta compravendita dell'ex senatore De Gregorio, è sempre quello che si è fatto i vari lodi Alfano, Schifani e per bloccare i processi in cui era imputato. È sempre quello che si è fatto delle leggi ad persona come la quasi totale depenalizzazione del falso in bilancio e le prescrizioni brevi che gli sono serviti per uscire indenne da diversi processi. Insomma, un personaggio che ha avuto ed ha
più processi che capelli. Ora, che un individuo simile venga paragonato a un santo martire che pretenda pure la grazia e la cosiddetta agibilità politica è indecente per chi ha onestà intellettuale e non ha portato il cervello all'ammasso. Chi parteggia ancora in buona fede per questo pregiudicato lo invito ad aprire gli occhi e si svegli prima che sia troppo tardi, anche se potrebbe già esserlo, visto lo stato di degrado economico e morale in cui versa questo disgraziato paese. Ci vediamo giovedì prossimo.